Buondì. Devo tagliarmi i capelli, prima o dopo. La barba magari no, ma i capelli sì. Dove stiamo andando? Dove ti sto portando? Andiamo a Lignano, no? Avevo detto tornavamo a Lignano e andiamo a Lignano. Andiamo a dormire a Lignano. Sì. Vediamo che c'è di bello, c'è anche una bella giornata. Siamo, indovina chi? Io e cane pericoloso. Cazzo come controlla, C'ho l'armadio che mi si apre sempre. Guarda, queste novità qua così. Cioè io sono in corsa, mi si apre l'armadio, si mostrano così le mie intimità al mondo. Vero cane? Va bene. Iniziamo bene che non c'è traffico. È una bella giornata, guarda. E sto andando pianino, guarda. Vedi. Siamo sui 0 all'ora indicati, quindi insomma non dovrei avere problemi di velox. Poi una volta lì, da sperare anche che ci sia parcheggio, perché è domenica, e una volta arrivati mi do un po' una sistemata, una pettinata, una rinfrescata. Vedi quello che dicevo del pannello solare. Io ho qua il pannellino solare portatile, quello che usavo quando andavo in tenda, me lo portavo via, me lo attaccavo allo zaino quando andavo in bici, molto comodo. Però nel camper vedi, col discorso della mansarda hai ombra, però niente, non mi carica, da trovare un'altra soluzione, o toglierlo, vabbè, lo userò quando magari sono fermo, me lo appendo alla porta da qualche parte. È una cosa che a me sta molto simpatica, questo discorso del pannellino solare, perché anche se il camper ha il suo pannello solare grande, avrà l'inverter e tutto quanto, ma comunque caricare un power bank, che sarebbe una batteria esterna, solo col pannellino solare, e dopo da quel power bank alimentare il telefono, il tablet e tutto quanto, insomma è una cosa carina. All'inizio l'ho alimentato con sto pannellino sfigato, piccolino, no? Vabbè. Ma metti caso che ci troviamo una signorina da portarci via, come facciamo dopo? Cioè, se quello è il tuo posto, la mettiamo dietro, vero Amy? Sì, ma non può venire qua a comandare, capisci? Sì, la mettiamo dietro, dai, nei gavoni, bella piegata e via. Il navigatore è tanto carino, mi porta sempre in queste stradine, e che ormai lo conosco e conosco anche le stradine, però guarda che è un cancaro, Guardate, abbiamo il porto, ma soprattutto Amy, un bau. Guarda il bau, vedi il bau là, guarda il bau, il bau, Dio buono, il bau, maledizione. Guarda là che c'è un altro bau, Zoya, guarda il bau là, un altro bau. Ma quanti bau? Pieno. Che bello abito in camper, ma soprattutto, cioè, bello, no? Abito in riva al mare, Lignano, fantastico. Mi sono posizionato per dritto stavolta, così ho la finestrella della camera da letto che punta dritta sul mare. Adesso c'è il faro, vedi le luci. Sarà bello domani mattina. Ok, buongiorno Italia, buongiorno Maria. Oggi sono alzato un po' prestino, c'è ancora la luna. Oh, sta stronzetta di GoPro non so mica se la fa vedere. C'è un cielo fantastico, vedi? Ma che roba? E fra un po' vado col cane pericoloso in spiaggia. Prima devo buttare giù il caffè. Non ho voglia di fare la puntina di Lignano, ora, no, in questo momento, adesso in questi giorni, perché me la sto godendo, me la sto vivendo, non voglio neanche pensarci. Il video sì, quello sì, mi piace. Beh, ti sto inquadrando i bidoni e le scoazze, molto romantico, guarda, i bidoni e le scoazze, e un altro bidone e le scoazze, quello dell'acqua che è chiuso, perché mi è stato utile come esperimento, come prova, e non avevo caricato bene l'acqua, quindi per cui adesso sono senza acqua, mi faccio un'altra notte qui e dopo devo tornare a casa. Insomma, uso quelle di bottiglia che ho, però insomma, sai, lavarsi i denti con la bottiglia d'acqua non è il massimo. Però vabbè, dai, me la rovescio in testa, è presente, e se finisce quella via di Coca-Cola che sgrassa bene.
tutti i gabbiani. Senti che concerto. E adesso? E sei andata di là e adesso? Come facciamo? Porco cane. Cioè, non è che dici torno indietro, esco da dove sono entrata. No, vado avanti. Vado fino alla fine del pontile. Pagliaccia. Buongiorno. 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 Freschetto, dicono che è tonico, a me viene mal di panza, non so se io ho fatto così. Senti che da mare, cane, sentito che da mare, annusa che da mare, brr, brr e brr. Ah, c'è un altro camper lì che ha dormito vicino a noi, magari è uno poi che trovo nel canale, no? Sì, nel canale, quello di YouTube intendo. Ah, che roba, guarda insalata, Amy. Gabbiani, guarda i seagull, i cocai, i cockles. Che cazzo hai? Nel mare di insalata. L'esploratrice là, guarda che splendore che sei. Blu 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 blu. Dove ti vai a ficcare? Dai che andiamo. Guarda che lavori, guarda che lavori. Bene, il post caffè è stato eccezionale. Però noi, vero cane, noi torniamo in camper adesso. Anche se ma che posti, che colori. GoPro, mi raccomando, prendi bene i colori perché io li vedo fighi, magari dico che colori e dopo nel video viene fuori una cagata. Dai. Buongiorno. Che faccia io? Guarda che faccia la prima mattina anche te, Guarda che colori. Non avevo visto il San Francisco. Buongiorno. Dove eri nascosto, cavolo, che non ti ho visto. Guarda, con la palma là, stai proprio bene. Ma che colori. Ara che San, uno va a buttare le scoazze, guarda cosa si trova qua. Bello, bello, mi piace abitare qui. Un'altra notte e poi mi trasferisco. Guarda che roba. No, foto. Da pensare che fare oggi pomeriggio. Oggi pomeriggio una bella camminatina in spiaggia, dai. Sì, oppure vedo per di là dove c'era quella specie di laguna, vediamo dove andiamo a imbucarci. Cioè, sono un grande, sto lavando i piatti usando la bottiglia. Guarda che roba. Cazzo, è finita l'acqua, porca di quella troia. Almeno tu avvisa, cioè guarda, no, devo arrivare qua, schiacciare il bottone e mi dai il cazzo rosso qua. No, avvisa, fa un bip bip, manda qualcuno, Guarda, questo è il cibo del cane pericoloso e io mi faccio un bel hamburger di cattiveria con 50 schifezze di salse. Il pane qua speriamo sia ancora buono. Quindi per cui, data la scarsità di acqua per lavare i piatti, sia io che il cane pericoloso mangiamo sui piatti di plastica.
li avevo portati proprio, e ho detto, ma non si sa mai, in effetti, vedi, tac e via. Anzi, vabbè, la forchetta ma non serve, no. Il bicchiere di plastica, piatto di plastica e via, siamo a posto, risolto il problema. Lavare bene o male mi sono lavato con la bottiglia, cioè immagina le scene, fantastico. Adesso so che prima di partire, sauna qua dentro, col mangiare, prima di partire niente, devo controllare il livello dell'acqua, perché sennò che cazzo fai? Sai che dopo mi laverò anche i denti con la bottiglia? Buono, molto selvaggio. Beh, più selvaggio era andarsi a lavare nel mare presente, aspetti l'onda. Hai finito, Gioia? Tuo picnic all'aperto. Ecco. Facciamo il prelavaggio, vero Amy? Eccola. Che bel prelavaggio. No, quei dentini. No, quei dentini. Buono. Parcheggiato il camperino là, andiamo a farci una bella passeggiata. Senti che roba, si sente il mio eco, mi sentono fino a non so dove. Vi arriva meglio l'audio in diretta che quello sul canale YouTube. Questo è il microfono della GoPro. C'è l'isola dei gabbiani, guarda, là in fondo, vedi? È strapieno di gabbiani, però non credo che in GoPro si vede. E si sente che fanno tutti i loro concerti. Amy! Qua che mangia pesce oggi. Diciamo che c'è un profumino qua a camminare in mezzo alle alghe. Mannaggia, che robe. Vabbè. Lì c'era il porto anche, dopo ti facciamo una passeggiatina al porto, sì sì. Che dici, Parona? Sì, ha detto di sì, dai. Beh! Bello, azzardiamo in controluce così. Sì, ma anche io sono buona, guarda qua dove sono andato a intrigliarmi. Adesso abbiamo un altro mare di alghe da passare. Tagliamo qua. Medusa. Ok, di qua no, non si passa, quindi prendiamo la larga. Oppure si passa, ma mi smerdo le scarpe come sempre. No, è bello. Cioè, sì, però insomma, no 10 volte su 10. Wow, sembra che sono chissà dove, in realtà sono a Lignano. Lignano Sabbia d'Oro. Ciao. Sabbia d'Oro. Cazzo, chiama la sabbia! Che spuzza, Dio latte, che spuzza! Devono essere quelle che prendono per gli sushi, queste alghette qua. Mi vuoi sushi? Trovi qualche pesce morto arenato, alghe ne hai, e sushi! E anche qua solo io. E cane pericoloso. Dove va quel cane pericoloso? Ah sì, giusto, ha detto, perché stiamo qua nello schifo? Andiamo in riva al mare. Giusto cane, grazie, giusta osservazione. È un po' perplessa perché si sente va 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 va, ma sui gabbiani non l'ha ancora capito. Chi c'è, Gnugni? Chi è che fa questi versi qua così? Mannaggia. Ma è stupenda sta roba. Mi piace. Guarda la modella, guarda la modella in riva al mare. Guarda come tira il collo, guardala. Guarda che scene da whip. Non è ancora convinta che sono gabbiani. Vero Amy? Ancora no, nell'acqua, brutto cane malvagio, malvagissimo. E dopo chi monta in camper così, Dio buono. Papà l'acqua,
Che passare di là faceva brutto, no? Cane malvagio. Bello, in silhouette così in controluce, non so come viene. Qua no, non è in controluce. Sto facendo gli esperimenti con la mia GoPro qua. Però bello. Poi c'è sta roba che non capisco, credo delle mini meduse. Ma è strana come medusa. Cane, non è strana? No? Vabbè. Che bacchetto enorme! Robe livello pro qua, Emi, Ma è troppo grande per te? È grande? Come facciamo? Guarda, come facciamo a portarlo insieme? C'è il bacchetto? Sappiamo il bacchetto? Te lo lancio? Guarda. Bacchetto! È grande! È gioia! E poi si rompe da solo, neanche gusto. Oh, mattina inverno, pomeriggio estate, piena estate, va che roba. Ti presento il mio abbigliamento zingaro. Vero Emi? Canottiera, cica in bocca, spettinato, camper sporco, smazzucato, pitbull fuori. Dicono sì, questi sono zingani dentro. È un buon antifurto. Oh buondì, una roba velocissima prima di ciavarsi il caffè perché veramente non resisto più. Buongiorno ai miei vicini camperisti. Erano anche loro col camper. Il panorama dalla camera da letto. Buongiorno. Bellissimo. Bellissimo, ma senza caffè io non capisco ancora dove sono. Quindi via subito a prendere il caffè. Dai caffè, dai, è l'unica cosa che chiedo alla mattina, di venire su presto, vieni su, ti prego, ti scongiuro, cazzo. Porco cane, devo anche cambiare la residenza, sai cane, ci trasferiamo, cambiare la residenza da Lignano Sabbiadoro, torniamo in quel dei campi dove stiamo noi.